Una maratona lunga 36 ore per preservare 7 vite. È quanto è avvenuto durante lo scorso fine settimana presso l'azienda ospedaliera Università di Padova, grazie alla dedizione di 120 operatori sanitari impegnati nel realizzare, alternandosi in sala operatoria, un trapianto di cuore, 2 di polmone, 2 di fegato, 1 di rene e 1 combinato rene-pancreas. Tutto questo è stato reso possibile grazie a queste straordinarie equip, ma soprattutto grazie a chi ha scelto come ultimo gesto terreno l'amore donando i propri organi per salvare vite. Non è la prima che facciamo in azienda ospedale Università di Padova, non sarà l'ultima, ma sicuramente è un evento importante che ha impegnato 120 professionisti nel fine settimana in 36 ore di lavoro. Un lavoro intenso, un lavoro eccezionale che ha dato una vita migliore a 7 persone, naturalmente con la donazione di persone che hanno naturalmente perso la vita, e a questo va il nostro pensiero. Sono veramente orgoglioso di questa azienda, è un'eccellenza non solo veneta, non solo nazionale ma internazionale, e appunto l'attività fatta nel fine settimana lo dimostra, e lo dimostra, posso dire, ampiamente. L'equipe di cardiochirurgia, l'equipe dei trapianti renali e dei pancreas, l'equipe dei trapianti di fegato, l'equipe dei trapianti ai polmoni. Voi capite cosa vuol dire, no, questo? Vuol dire eccellenza al massimo livello, appunto qui nel Veneto e in Italia, a livello veramente molto molto alto. Di questo ne sono orgogliosissimo.